Noi siamo l'azienda vinicola Tami di Buttrio, qua siamo sul nostro vigneto centenario che ormai da 5 generazioni, Tommaso è la quinta, appartiene alla nostra famiglia e da qua provengono i vini più significativi e più importanti, le nostre due riserve, il Terra da Bianco e il Rosso Riserva. Oggi l'azienda viene gestita da mio papà Roberto e noi siamo i suoi figli, Daniele e Gabriele. Tommaso, dicevo, è la quinta generazione che continua a voler ostinatamente arrampicarsi su questi vigneti in alta collina perché il terroir che qui abbiamo sotto i nostri piedi noi lo consideriamo unico e credo anche a ragion veduta. Tutte queste colline che compongono il Colle Orientale, ma in particolare la zona di Buttrio, sono ricche di una roccia che si chiama ponca o flysch in termine tecnico, che è una roccia sedimentaria composta da un'alternanza di marne e arenarie che dà ai nostri vini un carattere unico. In particolar modo il vino rosso che viene sulle colline di Buttrio è riconosciuto per la sua capacità di invecchiare, per la sua acidità diciamo garbata ma che permette comunque un lungo invecchiamento e per la ricchezza di tannini e di profumi. La ponca è questa roccia che si è depositata sul fondo di un mare, diciamo di un mare basso, perché queste colline un tempo erano sotto il livello del mare, c'era una laguna. La sedimentazione di queste particelle ha creato questi strati dove le radici della pianta riescono a penetrare e ad avere un costante afflusso di acqua anche nei periodi più secchi e allo stesso tempo è un terreno ben drenante che permette anche nei mesi come quelli di maggio o di aprile, che normalmente sono molto piovosi qui in Friuli, di avere un buon drenaggio. Il risultato lo vediamo in questi fantastici grappoli, 2-3 grappolini per pianta di queste viti centenarie che oggi ci portano a produrre il Rosso Riserva e il Terra da Bianco, che sono l'eccellenza assoluta della nostra azienda. Vi aspettiamo qui alla vineria Tami di Buttrio per una degustazione. Sì. Salute. Sì. Salute.